Buongiorno Renzo. Professor Maggi, lei ancora una volta cambiando location si dimostra un ragazzo. Oggi abbiamo anche un gratissimo ospite, nostro amico Giacomo Bovolenta. Buonasera professor Maggi, buonasera Renzo, buonasera. Che è caccepolante, Basso Polesine Power. Basso Polesine Power. Allora, niente, abbiamo cambiato finalmente location, siamo a Villa Dose. E abbiamo trovato Giacomo perché era un'occasione ghiotta per fare uno sprizzetto con Giacomo. Sì. E Giacomo anticipava a pranzo una nuova figura politica che potrebbe essere determinante anche per le future votazioni comunali, che ce n'è una fra pochissimo qua a Villa Dose, noi siamo a Villa Dose. Sì. L'anno prossimo ce ne sono in tantissimi comuni. Molti comuni, sì. E allora Giacomo, cos'è questa novità? Allora, anzitutto è ancora un progetto in fase di elaborazione, però... Tu ci credi che è ancora in elaborazione? Probabilmente è molto chiara nella sua testa. Adesso l'elaborazione la farà uscire, ma sì. Nella sua testa, come Giove, ha già messo tutto a posto. Prego. Sì, grazie della precisazione. Sì, effettivamente stiamo già muovendo qualche piccolo passo. Per esempio a Vicenza è già costituita ed è sostanzialmente un contenitore politico che si chiama appunto Casa Riformista, che ha questa, diciamo, ambizione, ma obiettivo politico di raggruppare alcune forze moderate che si rifanno un po' alla tradizione socialdemocratica, liberaldemocratica, penso ai socialisti polesani, penso a Più Europa, a Italia Viva e a tante altre componenti che in questo momento fanno parte di movimenti civici che appunto vogliono sviluppare questo contenitore che sia, diciamo, un contenitore di idee nuovo per il Polesine, che si pone in maniera, non dico alternativa al centro-sinistra, perché comunque è... Come si collocherà al centro-sinistra o al centro? Allora, oggi la Casa Riformista è una forza di centro che guarda a sinistra. E quindi diciamo che il suo collocamento attualmente è questo e pertanto stiamo lavorando per creare in ogni singolo comune, auspicabilmente anche in quelli che saranno chiamati al voto, gruppi che si rifanno a questa forza. Ma lei ha citato tutte le famiglie politiche presenti sul territorio, escludendo? Escluso gli ex democristiani. Ma lei, se vuole avere successo deve prendere anche culturalmente. Mi parla il democristiano che lui che non è mai sopito. Certo, tu sei nato e cresciuto e pasciuto e sarai per sempre un democristiano. Certo, sì. Ma me ne vanto anche. Sì. Ma il problema è perché, ma come? Lui rifiuta, lo so che non vuole, lo so che sto volutamente forzando la sua battuta, ma lui ha tutti hanno queste esperienze, anche gli ex democristiani magari possono fare in Casa Riformista. Questa potrebbe essere interpretata anche come una richiesta di ingresso in questo progetto, no. Io sto facendo la domanda. Forza Italia, scritto Forza Italia. Magari qualche democristiano. Sì, certo. Ma comunque Italia non ci potrebbe stare lì dentro. E poi ti faccio un'altra provocazione. Se ci fosse ancora il vecchio Berlusconi, non avrebbe preso al volo sta opportunità? Perché secondo me a Forza Italia la posizione che adesso gli sta molto. Diciamo che la posizione che ha adesso Forza Italia è una posizione gli sta stretta. In surplus, quindi che vuol dire gli sta stretta? Certo, noi vorremmo tornare a crescere, vista la competizione con gli attuali alleati anche del centrodestra, al di là degli avversari del centro-sinistra. A me pare che sia una qualità espressa che è al di sotto del minimo vitale, però non voglio criticare più di tanto. E voi lo prendereste Forza Italia? No, ma io sto benissimo. Non la chiedo a lui, no, a te. Ma Casa Riformista prende tutto ciò che è legato a questa. Allora, anzitutto anzitutto confermo che ci sono anche ex democristiani che hanno già aderito con molto entusiasmo a questo progetto. Non lo so, dica Forza Italia cosa vuol far da grande, perché mi pare di vedere che nell'ultimo periodo, insomma, non lo so,
Diciamo che tutto il centrodestra che ancora da riaversi dall'imbattunimento di aver perso il referendum. No, Diciamo la verità. chiedo al forzista che è in te, Sì. che eticamente, che brutta mossa è stata Marina Berlusconi che chiama il segretario del partito a casa sua e gli impone una certa... Cioè, No, gli impone niente, però ci impone forse niente. non è stata... Ci impone niente, Forse è stata... Beh, insomma, noi era evidente che bisognava cambiare qualche cosa. Dopo il risultato del referendum bisognava indispensabile. Poi cosa vuoi? Mi pare sia il segreto di Pulcinella che la famiglia Berlusconi abbia una particolare attenzione per Forza Italia, quindi nulla di nuovo sotto il sole, però c'era agli incontri con la famiglia Berlusconi, c'era il gran visir della storia di Forza Italia, che è Gianni Letta. Sì. Con la presenza di Gianni Letta, diciamo che tutti coloro che amano la politica si sono sentiti garantiti. E chiedo una cosa a Giacomo, voi non siete sprovveduti in politica, avete già valutato che peso specifico potrebbe avere in questo, o perlomeno che range, dal 5, dal 10, dal 12? No, allora, no, il progetto però vedo che anche qui in provincia di Rovigo, già essendo diciamo non ancora ufficialmente partito, ma già dai primi sentiment, no? Uso un termine che va di moda, sembra avere riscuotere un certo interesse da parte di molte persone. Dire in che termini percentuali oggi non saprei. Ti facciamo una domanda, tu sei segretario provinciale di Italia Viva. Allora, e tutti riconoscono in Renzi forse il politico più preparato in questo momento qua. Però in un momento dove i social e tutto comandano, quanto pesa l'antipatia di fondo di Renzi? Proprio a livello percentuale, perché poi tutti riconoscono che è un ottimo politico. Ma allora, io il consenso va e viene, la storia della politica lo dimostra. Cioè, se pensiamo, vi ricordate, la Lega era su, poi è andata al 3%, poi è tornata su, quindi penso che al di là della simpatia o dell'antipatia che possa nutrire un personaggio, penso che gli elettori decidano il loro orientamento più che altro sulla base di quello che è il progetto politico che viene presentato, e in questo momento sinceramente io vedo un Renzi in ripresa, lo vedo rinvigorito e sono fiducioso e e ottimista. Fa la differenza? La Salis è una figura che sta riscuotendo consenso e che piace. E piace anche a un elettorato di Forza Italia, ma adesso passiamo su questo tema. La Salis è la differenza. E voi non avete però, non siete riusciti a mettere sul piatto un nuovo personaggio che possa sparigliare? Stiamo facendo i casting, quindi ma allora tu che conosci anche i casting, magari conoscessi non i avete casting. ancora trovato? Evidentemente no, ma forse apparirà tra poco. E come diciamo sempre, lo scopriremo solo vivendo. Quindi il nuovo soggetto politico, ne conosceremo un po' la struttura e tutto, e grazie a Giacomo che è il nostro gratitissimo grazie a voi. E su questi schemi rivedremo l'avvocato Bovolenta, Porto Tollese a denominazione di origine controllata. Ricordiamo che lui è stato alle suppletive, ha fatto anche un buon successo, nonostante avesse tutti contro. Un'ottima figura. Tanti contro. Per ora, però lo scopriremo vivendo. Grazie a tutti. Arrivederci, buona giornata.